Si sono dati appuntamento davanti al distretto sociosanitario dell'ULSS 6 in via Temanza i cittadini del Comitato Difesa Sanità Pubblica di Padova che aderisce a Covespa Veneto. Da qui è partita una raccolta firme. Noi chiediamo che venga aperta una casa di comunità all'Arcella, anche nel distretto qui di via Temanza, così risparmiamo anche spazi eccetera, in quanto l'Arcella è un quartiere che è grande come, per capirci, la città di Rovigo, è un quartiere multietnico, è un quartiere senza servizi essenziali per la sanità se non quelli privati. Di recente è stato chiuso il CUP, raccontano i cittadini del comitato, un servizio prezioso soprattutto in questo quartiere della città. Da qui la preoccupazione per il futuro della sanità pubblica. Siamo molto preoccupati dalla mancanza di risposte da parte delle istituzioni su un impegno vero sulla sanità pubblica. Questo naturalmente una casa di comunità è fondamentale per poter accedere direttamente a servizi che altrimenti non avrebbero risposta sul territorio e costringerebbero la gente a recarsi nei pronto soccorsi, per esempio. La raccolta firme continuerà anche martedì della prossima settimana durante il mercato dell'Arcella. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook Sportello Diritto alle Cure Padova. Il 12 saremo alla consulta 2 dell'Arcella con all'ordine del giorno appunto questa è la nostra proposta di apertura di una casa di comunità, ripeto, in via Temanza sarebbe l'ideale, ma se non ci sono spazi all'Arcella ce ne sono finché ne vogliamo, per poi andare avanti nella nostra battaglia coinvolgendo l'USL naturalmente di Padova, la Regione Veneto e anche il Comune.